Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Mi guida lungo acque riposanti, egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Mi ungi il capo con il tuo olio, la mia coppa ora tramonta. Beni e benignità per sempre mi accompagneranno. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Abiterò nella tua casa per sempre. Abiterò nella tua casa per sempre. Abiterò nella tua casa per sempre, per sempre. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. 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 Alleluia, amen. Alleluia, sia grazie Gesù. Allora, dal libro dell'Apocalisse di Giovanni 1:3, capitolo 1, versetto 3. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Parola del Signore, potete sedere. Il tempo è vicino. Quindi beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e faranno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. E parla giustamente Giovanni dell'Apocalisse, di tutte le rivelazioni che il Signore ha messo nel suo cuore e che Lui
ha messo sulla carta, ok? Infatti poi alla fine di questo libro che cosa c'è? Guai a chi toglie, a chi aggiunge, a chi travisa, a chi inganna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché in effetti questi sono gli ultimi tempi. Possiamo dire di no, possiamo crederci, non crederci, possiamo essere indifferenti, ingrati, tiepidi, come vogliamo, ma i tempi sono questi. Questi sono gli ultimi tempi. Ci sono varie correnti di dottrina, vari correnti di pensiero, di dottrina e via discorrendo, ma i tempi sono questi, perché tant'è vero che molti ministri di Dio, molti figlioli di Dio si stanno rialzando per adoperarsi per questi ultimi tempi, per far sì che ogni uomo possa accettare Gesù nella propria vita. Infatti, come possiamo dire che sono gli ultimi tempi? L'abbiamo letto tante volte questo passo e adesso vado a leggere tutti e tre i passi sinottici, in Matteo, in Marco e in Luca. Sinottici lo sappiamo perché si rassomigliano, perché loro hanno cercato di riportare quello che loro hanno visto. Mentre Giovanni, il quarto Vangelo, Giovanni ha cercato di riportare quello che lui ha visto, ma nello stesso tempo di far conoscere Gesù, come Dio, come vero uomo e vero Dio. Amen, ci siamo qua. Quindi questi tre Vangeli sono sinottici perché si rassomigliano, grosso modo raccontano le cose anche in modi diversi, ma sono le stesse cose. Allora, che cosa andiamo a leggere in Matteo 24, 6? Voi udrete parlare di guerra e di rumori di guerra. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. In Luca e in Marco 13, 7. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. In Luca, Luca 21, 9, quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Amen. Premesso questo, noi possiamo iniziare a dare ascolto alla parola, a queste profezie, perché queste sono profezie che Gesù stesso ha annunciato 2000 anni fa. Quindi possono aver scritto diversamente, infatti c'è qualche cosa che è scritta diversa, ma il succo è quello. Ok? Quindi Gesù ci ha annunciato questi tempi. Sì, ma qualcuno che vuole fare lo spirtarello dice che da tanto tempo che ci sono guerre, pestilenze, carestie, pandemie e via discorrendo, ma non come adesso. Adesso è una cosa particolare. Perché adesso ogni cosa si sta susseguendo velocemente. All'improvviso è venuto il Covid, all'improvviso è venuta con tutte le conseguenze, all'improvviso è venuta la guerra con tutte le conseguenze. Cioè io oggi nel vedere che un ragazzo che stava partendo per la guerra ci ha dato l'anello, ha fatto la proposta di matrimonio alla propria fidanzata con l'incertezza del domani, perché non si sa domani come andrà a finire, se lui ritornerà, se non ritornerà, se ritorneranno tutti coloro che hanno lasciato le loro mogli, ritorneranno o meno, però in loro c'era la speranza accesa, perché
li hanno salutate con la speranza di ritornare. E quindi noi veramente li benediciamo nel nome di Gesù affinché possano ritornare tranquillamente, che tutto si risolva al più presto possibile. Certo, finirà questa guerra e incomincerà un'altra cosa, state pur certi, perché dal momento in cui questi sono gli ultimi tempi si susseguiranno molte cose purtroppo. E Gesù ci ha avvertito, infatti ce lo dice chiaramente. Ci dice guerre, sommosse. Non vi spaventate, non vi turbate, non vi sgomentate, ma il discorso è sempre quello. Non ci dobbiamo spaventare, perché è necessario purtroppo che tutto avvenga. Ma perché è necessario? Ve lo siete chiesti perché? Il Signore aspetta a darci la grazia. Il Signore sta aspettando coloro che si possono salvare, che possono andare al Signore. Sta aspettando tutti noi a risorgere, a darci da fare per combattere per il Vangelo. Sta aspettando che la gente si svegli, che la gente venga evangelizzata. La gente sta aspettando pure, anche se non lo sa. Dio sta aspettando che ci sia questa rivoluzione spirituale. C'è una guerra e il Signore vuole che noi combattiamo con armi spirituali la guerra contro il male. Se c'è una guerra, il nemico che si sta mobilitando. Non è Dio che vuole questo. Cioè molti dicono: ma perché Dio non vede? Ma come? Tanti morti, i bambini, che c'entrano i bambini e via discorrendo? Ma voi lo sapete che nelle calamità c'entrano anche i bambini. Ma i pezzi grossi, i guerrafondai, gli uomini della guerra, questo non lo vogliono capire, a loro non interessa. Cu muore, cu vive, cu cambia, che ci interessa, perché loro hanno obiettivi da portare avanti. Quindi cerchiamo di essere come loro, cerchiamo di prefiggere questo obiettivo nella nostra mente per far sì che il popolo risorga e che molti figli e molte creature vengano, molti uomini, molte donne, molti bambini vengano alla fede, vengano a Gesù, vengano alla salvezza nel nome di Gesù. Alziamoci in battaglia e combattiamo veramente. Non ci facciamo allarmare da queste guerre, da tutti questi turbolenti, da tutte queste turbolenze che ci sono in questo mondo. È vero, ci sono, e dobbiamo pregare e dobbiamo avere compassione per coloro che muoiono senza aver ricevuto Cristo nella loro vita, aver accettato Cristo, aver fatto l'esperienza della rinascita da acqua e da spirito. Vedete che è brutto. Dobbiamo avere compassione veramente, perché molti si perderanno. Perché non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, l'ha detto il Signore, non lo dico io, l'ha detto il Signore. Quindi stiamo attenti e cerchiamo di farci veramente promotori della salvezza, con le armi di Cristo in mano. Sono la preghiera, il Vangelo e l'amore per la salvezza di coloro che sono perduti, di coloro che non conoscono, di coloro che sono lontani o di coloro che sono tiepidi. Fino a qua ci siamo? Quindi oggi il Signore ci sta dicendo a tutti: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia. Beato. Cioè noi dobbiamo riposare, dobbiamo essere rilassati, dobbiamo vivere nella pace, senza questo sgomento nella nostra vita, questo turbamento, questa paura. La paura va cacciata nel nome di Gesù, come sabato scorso ci ha insegnato, ci ha detto il pastore. La paura va cacciata perché è uno spirito. E lo spirito di paura non può coesistere
con la fede in Gesù, con l'amore per Gesù. Perché l'uno annienta l'altro. Se io ho fede e ho paura, non ho fede. Se io ho paura e penso di avere fede, non ho fede. Stessa cosa. Cioè, perché io faccio, anziché far avanzare Gesù nella mia vita, affinché fare regnare Gesù nella mia vita, io permetto a Satana di regnare nella mia vita, a Satana di distruggere la mia vita. E nello stesso tempo io posso anche trasmetterlo in famiglia, questo terrore. E io non faccio vivere, non permetto veramente il quieto vivere alla mia famiglia. Io devo stare nella pace di Gesù. Devo stare tranquilla, perché tutto coopera per il nostro bene. E se io devo morire attraverso questa guerra, muoio. Vuol dire che è arrivato il mio momento. Questa deve essere l'attitudine, la nostra mentalità, non la paura del domani, la paura di affrontare. La paura è Gesù che ci fa affrontare tutto. In Gesù noi possiamo vivere e noi possiamo affrontare la qualsiasi cosa. Quindi beato. Quindi quando noi ascoltiamo, leggiamo, ascoltiamo. Ascoltare significa capire e ubbidire alla parola. Quando noi accogliamo la parola dentro di noi, la viviamo dentro di noi siamo beati. Beati perché Dio ci approva. Viviamo in uno stato di felicità che il mondo non può capire. Perché il mondo vive nell'ansia, nella preoccupazione, nel turbamento. Quindi il Signore ci invita oggi a essere beati. Noi dobbiamo essere beati. Beati ascoltando la parola del Signore e facendo la nostra. Perché se tu la parola la trattieni dentro di te, la fai tua, stai pur certo che può venire il nemico ti può lanciare tanti dardi, ma tu li sconfiggi con la fede i dardi, perché già tu hai lo scudo davanti a te, lo scudo che caccia via tutti i dardi del maligno. Ma se tu non riposi in Gesù e credi più in tutto quello che i tuoi occhi vedono, e ti fai terrorizzare da tutto ciò che è nel mondo, stai pur certo che non vivrai serena, non vivrai sereno, non vivrai nella grazia di Dio. E vivere nella grazia di Dio, nel favore di Dio, significa che sì, molti popoli guerreggiano attorno a te, ma tu sei tranquilla, sei nella pace, tu sei serena, tu sei sereno, col cuore sereno. E quella serenità ti permetterà di vincere ogni difficoltà che il maligno mette nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita. Sono tempi terribili. L'abbiamo noi, cioè il Signore attraverso Carmelo ci ha fatto tanti insegnamenti per essere pronti per questi tempi. Ma ancora oggi il Signore vuole ancora esortarci a non farci allarmare da niente e da nessuno, da non farci preoccupare. Mettiamo tutto nelle mani di Gesù. Ogni cosa che ci preoccupa, ogni cosa che ci procura ansia, che ci procura paura, terrore, turbamento, mettiamo tutto nelle mani del Signore. Il Signore saprà come risolvere il nostro problema, la nostra situazione. Lui saprà come mandare i suoi santi angeli per proteggerci. Lui saprà come soccorrerci. Noi dobbiamo solo riposare, alzare la fede e far cessare e cacciare la paura, come ci ha detto il pastore la volta scorsa, nel nome di Gesù. Amen. Quindi noi oggi dobbiamo cacciare la paura, ancora una volta. Se persiste questa paura, più persiste, più noi dobbiamo cacciarla. Che vuol dire che o Dio lo permette perché ci deve allenare, se Dio permette ancora che che c'è questa paura, oppure perché ancora c'è veramente questa paura. Quindi la paura, e ricordatevelo questo, la paura niente la fede. La fede è quella cosa che ci permette di credere anche se non vediamo.
anche se vediamo l'incendio attorno a noi. La fede in Gesù ci permette di vedere invece il fuoco spento attorno a noi. Quindi beato, infatti io vorrei titolare questo messaggio, beato chi ascolta. Quindi già noi dobbiamo sentirci beati, quindi se noi ascoltiamo siamo beati, siamo già guariti, siamo già liberati. Amen. Il Signore perché oggi ci sta tirando le orecchie? Perché Lui vuole che siamo pronti per indossare la veste nuziale. Ma per essere pronti, noi dobbiamo riflettere sulla nostra vita, sulla nostra condotta, come noi siamo stati finora. Sia coloro che seguono il Signore, servono il Signore, e sia coloro che ancora non l'hanno accettato, e sia coloro i quali ancora sono tiepidi, camminano a destra e a sinistra. Il Signore sta parlando perché il Signore vuole salvare tutti. Noi non siamo privilegiati. Noi ci sentiamo privilegiati perché abbiamo detto sì alla chiamata. Il Signore ci ha chiamato e noi abbiamo detto sì, ma molta gente ancora non ha detto sì. E questo sì, che è una parolina così semplice, blocca purtroppo. La mancanza del sì blocca tante cose nella nostra vita. E molti non vivono bene, e molti hanno situazioni particolari per questo motivo. Ma anche noi li abbiamo, certo, perché Dio non ci risparmia. Perché Lui vuole darci le esperienze che hanno gli altri, perché attraverso l'esperienza noi possiamo consolare gli altri. Ma mentre noi abbiamo il soccorso, altri non ce l'hanno il soccorso. Molti muoiono senza avere ricevuto questo stato di grazia, questa beatitudine. Molti vivono nell'inferno sulla terra. E molti distruggono la vita propria e la vita degli altri, senza che si rendano conto. Ad eccezione di questi guerrafondai, perché loro si rendono conto di quello che stanno facendo. Sono molto consapevoli, a loro non interessa. Interessa primeggiare, conquistare, il resto non conta. Conquistare con tutto ciò che ne consegue, costi quel che costi. Ma Gesù non ci ha insegnato così. Noi dobbiamo conquistare, ma prendendoci cura compassionevole del proprio prossimo. Amen. Lui ci ha insegnato questo. Non ci ha insegnato a fare la guerra. Guerra al nemico. Quando Lui ci dice di alzare la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, contro il nemico, è per distruggere le opere del nemico nel nome di Gesù, per distruggere le opere malvagie del nemico nel nome di Gesù. La parola va annunciata per questo motivo, per distruggere ogni iniquità del maligno. Però per essere beati, per essere pronti per indossare questa veste, per essere pronti per il rapimento, per essere pronti per, io non so quando sarà il rapimento, il Signore non lo rivela, perché Lui ha detto che sarà all'improvviso, si muoverà all'improvviso, quando meno ce l'aspettiamo. Però se ci fate caso il Signore già ci sta preparando con le cose cattive. Quindi le cose buone sarà la cosa buona, cioè la sua rivelazione, il suo venire sulle nuvole sarà proprio così all'improvviso. Noi ci dobbiamo solo preparare, sta a Lui poi aiutarci quando sarà, a farci sentire la tromba, se siamo in vita ancora, a farci sentire la tromba, a farci sentire la chiamata. Non vi preoccupate, state sereni, questo è affare suo.
Il nostro compito è quello di incamminarci per la via che Gesù ha prefissato davanti a noi. Allora, la prima parola è ritornare al primo amore. E lo leggiamo, no, non lo leggiamo, però lo scrivete perché è Apocalisse 2, 4. Odiare l'idolatria, Apocalisse 2, 6. Mangiare dell'albero della vita, Apocalisse 2, 7. Quindi, ritornare al primo amore significa che noi dobbiamo essere entusiasti, pieni di fervore, pieni di amore e pieni di voglia di fare come eravamo all'inizio della chiamata. Se noi non ritorniamo come eravamo all'inizio, il nostro camminare sarà un camminare da paralitico, un camminare da zoppo. Quindi noi non cammineremo bene, quindi noi non faremo ciò che veramente il Signore vuole. Quindi ritornare al primo amore, noi dobbiamo essere innamorati di Gesù e della sua opera. Dobbiamo amare l'opera, perché è voluta da Dio. Dobbiamo portare avanti il ministero Gesù il Nazareno, ogni chiesa porti il proprio ministero affidato avanti per la gloria di Dio. Quindi ritornare al primo amore. Avere quell'amore da innamorati. Quando all'inizio si è innamorati, dobbiamo ritornare a quel tipo di amore e dobbiamo splendere in Lui. Non dobbiamo essere tiepidi, dobbiamo essere ferventi, dobbiamo farci riempire di Spirito Santo per ritornare e riempirci d'amore, per ritornare a quell'antico amore. Dobbiamo splendere in Lui. Non dobbiamo tollerare l'idolatria. L'idolatria è qualsiasi cosa, qualsiasi attaccamento che abbiamo noi o qualsiasi attaccamento che hanno altri. Perché tutto ciò che occupa il primo posto nel cuore dell'uomo è idolatria. Quando Gesù non è al centro del proprio cuore e c'è un'altra cosa al centro del proprio cuore, è idolatria. Allora, se noi ritorniamo al primo amore, se noi rigettiamo questi attaccamenti, ma l'attaccamento può essere, ve l'ho detto tante volte, attaccamento a un pensiero, attaccamento alle proprie convinzioni, attaccamento alle proprie paure, attaccamento alle proprie ideologie, attaccamento al proprio modo di fare, attaccamento alle cose fatte secondo i nostri parametri e non secondo i parametri di Cristo. Oppure fede in qualcuno che non è Dio. Fede in colui che non è il creatore. Fede in colui che sia uomo, sia santo, sia medico, sia avvocato, sia insegnante, in se stessi. Tutto ciò è idolatria, perché la fede vera va a Dio creatore, a Gesù, colui che il Padre ha voluto donarci, e allo Spirito Santo, colui che veramente è in movimento, crea movimento dentro di noi, ci aiuta, ci suscita, ci incoraggia, ci parla, ci fa capire le cose, ci fa vedere le cose come è giusto capirle e via discorrendo. Quando invece noi poniamo la nostra fede nella medicina, nella legge, nello Stato, noi dobbiamo credere in modo equilibrato, senza togliere niente a Dio,
perché Dio è l'autore di ogni cosa. Io posso seguire l'esempio di una persona viva o morta che sia stata. Io posso seguire l'esempio, ma guai a me se io metto al centro del mio cuore quella persona, perché è una creatura, o quella cosa, perché è una cosa, o quell'ideale, perché è una fantasia, una filosofia, una teoria. Guai a me. Quindi se noi riusciamo a ritornare al primo amore, ad essere innamorati di Cristo e a distoglierci da ogni forma di idolatria, il Signore ci promette di poter mangiare dell'albero della vita. Apocalisse 2,7. Noi possiamo mangiare dell'albero della vita, ma noi abbiamo studiato, no? In questo periodo abbiamo studiato questo. Noi possiamo mangiare dell'albero della vita, significa che noi saremo con Gesù, basta. Saremo con Lui eternamente e possiamo veramente godere di questa vita che è un continuo movimento. Poi il Signore ci dice: non sentirti povero, incapace, smarrito e terrorizzato. Quante volte noi ci sentiamo così, incapaci, poveri. Vabbè, ma io non capisco niente, ma io non faccio niente, ma io non faccio fare niente, ma io sono incapace di fare, no, mi scando, ho paura, mi terrorizzo a fare quella cosa. Quante volte ci siamo sentiti in questo stato? Ma se il Signore ti ha chiamato, mi ha chiamato, vuol dire che in Lui possiamo fare tutto. Quindi finiamola di sentirci piccoli. Finiamola, perché può essere anche una presunzione questa, senza che ce ne rendiamo conto. Oppure può essere anche un modo per dire: vabbè, io ne posso arrivare al revo. Può essere anche un tiepidume. No, noi dobbiamo essere pronti. Tanto quello che fa, lo fa il Signore. Non lo facciamo noi di certo. Perché noi veramente, umanamente parlando, siamo incapaci. Ma Dio può tutto. Lo Spirito Santo ci può fare cose inimmaginabili. Se tu credi, ciò sarà. Se tu credi ora, è. Amen. Ma tu sii fedele fino alla morte e riceverai la corona della vita. E lo leggiamo in Apocalisse 2, dal 9 al 10. Quindi, ma tu sii fedele fino alla morte e riceverai la corona della vita. Quindi mangeremo dell'albero della vita e avremo la corona della vita, che è la corona della salvezza. Noi abbiamo la vita eterna, non per un tempo, ma la vita eterna. Chiaro questo concetto? Quindi finiamola di sentirci poveri, perché non lo siamo. Se diciamo di essere di Cristo, Gesù è ricco. È la stessa cosa che dici: vabbè, Gesù che dice no, ma patria aveva le sorde, ma tanto tu vivi bene. Cioè, anche se tuo padre aveva le sorde, però tu vivi bene. Quindi significa che se Gesù è nostro Padre, cioè che il Padre Celeste è il nostro Padre, e Gesù il nostro Dio, il nostro Salvatore, noi siamo ricchi in Lui. Quindi se diciamo di essere poveri, smentiamo quello che il Signore invece ci dice. E diventiamo anche ingannatori di noi stessi, ingannatori. E non solo, e anche agli altri inganniamo involontariamente. Che gli altri devono vedere in me e devono vedere in te che veramente ami il Signore, che veramente ci credi, che veramente sei con Lui, che veramente ti fai usare da Lui, che veramente anche se ti manca tutto, hai tutto. Amen. Il Signore dice ancora: ravvediti e parla con schiettezza contro ogni dottrina
che crea intoppo al popolo di Dio. Lo leggiamo in Apocalisse 2,14 e Numeri 25,1. Ravvediti e parla con schiettezza. Abbiamo parlato dello scandalo. Il pastore ci ha parlato dello scandalo, se vi ricordate. E tutto ciò che è scandalo è un ostacolo che si pone alla nostra vita o alla vita degli altri. Quindi noi dobbiamo veramente intanto ravvederci, capire in effetti finora che cosa abbiamo fatto, affinché domani possiamo iniziare a vedere le cose diversamente e a pensare di iniziare una nuova vita in Cristo Gesù. Perché questo è un tempo di grande rivelazione, ma è un tempo di grandi disastri nel mondo. Per i figli di Dio invece non è così. Per tutti coloro che lo accettano, lo vogliono seguire, non è così. Perché è assicurata la pace, è assicurata la protezione, è assicurato il soccorso, è assicurato tutto quello che necessita per vivere in questi tempi. Noi quindi dobbiamo ravvederci, vedere dentro di noi cos'è che noi non abbiamo ancora fatto, vedere come noi abbiamo agito, come noi abbiamo fatto finora, affinché noi decidiamo di cambiare vita, di cambiare atteggiamento, modo di fare, di liberarci da tutto ciò che ci indoppa. Ciò che indoppa noi può essere anche un modo di pensare, un modo di fare, un modo di agire, un'educazione sbagliata ricevuta, un'abitudine. Dobbiamo ravvederci perché adesso dobbiamo iniziare a camminare seriamente. Dice, ma finora dice, tu babbiato? No. Abbiamo cercato di lavorare, però seriamente significa che adesso ci dobbiamo impegnare più di quando l'abbiamo ricevuto all'inizio il Signore. Perché i tempi non sono quelli di 30 anni fa. I tempi adesso sono diversi, sono cambiati, quindi cambiamo e parliamo con schiettezza sia a noi, sia tra di noi e sia alla gente di fuori. Perché la gente deve essere liberata da questo indoppo, di queste false dottrine che deviano il popolo, che lo hanno annichilito, lo hanno allontanato da Dio, lo hanno impoverito e lo hanno portato a pensare, a vedere le cose secondo una logica umana e diabolica. Perché il diavolo si serve di uomini, come Dio si serve di uomini. Quindi noi dobbiamo parlare con schiettezza, dobbiamo essere franchi, senza litigare, ma con la parola franca sulla bocca, affinché possiamo, questo il Signore ci sta dicendo di sbrigarci, perché questi sono tempi difficili nei quali ci dobbiamo dare da fare. Dobbiamo ricominciare da capo. Dobbiamo di nuovo avvolgere tutto e iniziare una nuova vita in Cristo. Con l'esperienza del passato, perché l'esperienza ci deve servire, o no? Perché ogni esperienza è necessaria per la nostra vita. Quindi noi dobbiamo togliere gli intoppi al popolo di Dio, tutti gli scandali, tutto ciò che blocca il popolo di Dio. E nell'agire così noi riceveremo la ricompensa. Avremo la manna da mangiare e una pietruzza bianca. Lo leggiamo in Apocalisse 2,17. La manna da mangiare significa che non ci mancherà niente. E la pietruzza bianca significa che abbiamo un nome che la persona interessata, solo la persona interessata saprà. L'andate a leggere poi nella parola e quindi lo vedrete. Io non voglio approfondire queste cose perché a me interessa oggi che intanto iniziamo ad essere beati perché ascoltiamo la parola, la profezia e poi decidiamo di ricominciare da capo, avvolgere tutto e ricominciare da capo e fare passo passo quello che il Signore ci sta
dicendo oggi. Amen. Poi l'altro passo da fare è non permettere a nessuno di intimidire e creare un intoppo alla tua vita spirituale e ai tuoi amici con le sue idolatrie. Apocalisse 2:20, dove si parla di Jezebel. Jezebel è rappresentato in tempi moderni. Jezebel sapete che era la moglie di Acab, che ha portato Acab anche ad allontanarsi dal Signore. Lei induceva alla fornicazione, a varie pratiche idolatriche, ad adorare altri dei e via discorrendo. Ai tempi d'oggi la raffiguriamo Jezebel come lo spirito religioso. Quindi il Signore ci dice: non permettete più alla religione di intimidirvi e creare un intoppo alla vita, non solo alla tua vita, ma anche alla vita degli altri, con tutte le sue prostituzioni e idolatrie. Quindi le idolatrie, abbiamo detto che la religiosità ti porta a idolatrare l'uomo, a idolatrare una legge, a idolatrare un culto, a idolatrare un sistema, e quindi mette un muro tra te e Dio. Di conseguenza questa vera relazione che Dio vuole, perché Gesù è relazione, non è religione, abbiamo detto tante volte, questa relazione che tu devi avere, che io devo avere con Gesù, noi siamo intoppati dallo spirito religioso se continuiamo ancora con questa vecchia mentalità, ma nello stesso tempo dobbiamo parlare con verità, perché l'uomo deve imparare ad avere relazione con Gesù, intima. È il ramo che deve essere intimo con il tronco. Il ramo può ricevere dal tronco. E il ramo senza Gesù, quindi noi senza Gesù non possiamo fare frutti. La religiosità con Gesù nell'alto dei cieli, chissà dov'è, non porta a niente. Non porta a fare i frutti. La religiosità crea una barriera, la religiosità crea un muro, la religiosità crea un blocco. E il figliolo di Dio, che dovrebbe essere vero figliolo di Dio, viene intoppato. Non va avanti, non cresce in conoscenza, non cresce in amore, non cresce in frutto, non cresce in niente, perché bisogna osservare. Ed è un modo idolatrico, osservare. Ma quando tu hai la vera relazione con Gesù, lo Spirito Santo ti aiuta a essere come Gesù e nello stesso tempo tu ami ciò che fai. Non è una forzatura che fai nell'attuare ciò che ti prescrivono ti prescrive la religiosità. È chiaro il concetto? Non sono concetti dell'altro mondo, sono concetti, solo che ora dobbiamo applicare queste cose per essere pronti in questi tempi, per vivere, per sorgere da figli di Dio, perché noi dobbiamo sorgere, non dobbiamo rimanere. Una volta i primi cristiani si riunivano nelle catacombe, ma perché c'era la persecuzione e via discorrendo, ma il Signore adesso ti dice non guardare la persecuzione, non guardare la guerra, non guardare niente, guarda, io voglio che tutto il mondo, tutti gli uomini si salvino. Dio non ha detto tu sì, tu no. Quindi Lui vuole che noi ci diamo da fare per ogni uomo, poi chi ascolta bene, chi non ascolta, pazienza, però davanti a Dio tu hai compiuto un'opera. Tu hai compiuto ciò che Lui vuole, ciò che Lui voleva. E infatti qua dice: a chi vince darò lo splendore nel firmamento. Tu sarai come una stella nel firmamento. Lo leggiamo in Apocalisse 2:28. Lo splendore prima chi l'aveva? Infatti, altre volte Carmelo l'ha detto pure, il pastore l'ha detto pure. Chi l'aveva prima? All'inizio della creazione, chi era la luce del mattino? Era Lucifero.
era l'astro del cielo. Poi lui si è ribellato, è caduto ed è scaduto dalla grazia. Quindi vedete, ecco perché lui fa guerra ai figli di Dio, che i figli di Dio possono prendere il suo posto, possono diventare stelle del firmamento. Quindi non permettendo alla religiosità di avanzare e di stoppare la religiosità e di parlare con verità, con franchezza, di non permettere più che la religiosità ci intimidisca o che intimidisca gli altri, tutti i nostri amici, tutti i nostri parenti. Parlando con schiettezza, tu liberi il popolo nel nome di Gesù e doni a te stessa la vittoria in Gesù. Poi ci dice di svegliarci, di ravvederci e di svegliarci. Ravvediti e svegliati da ogni torpore e sii vigilante perché non hai completato il tuo servizio davanti a Dio. È Apocalisse 3:2. Dobbiamo quindi svegliarci da ogni tepidumine, da ogni sonnolenza, da ogni lagnosia, da ogni pigrizia, da ogni incapacità di capire, incapacità di vedere, incapacità di fare, incapacità di andare, incapacità di muoverci. Dobbiamo svegliarci nel nome di Gesù. Dobbiamo alzarci in battaglia perché dobbiamo combattere nel nome di Gesù le potenze invisibili e vincerli, perché noi abbiamo il potere di vincere nel nome di Gesù, per il sangue dell'agnello, perché il vero vincitore è Gesù Cristo e in Lui noi siamo vincitori, o no? Amen! Ci crediamo? Quindi noi dobbiamo svegliarci, quindi ravvediamoci di questo nostro comportamento e svegliamoci. E dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo vigilare sulla nostra vita, dobbiamo vedere, ma dobbiamo fermarci ogni tanto e vedere, ma io come sto andando, che sto facendo, mi sto comportando bene, sto agendo secondo quello che il Signore vuole che io faccia, oppure no. Quando tu ti interroghi in questo modo e non ti senti a posto, ma ti senti veramente di riflettere, il Signore ti darà la luce per capire e ti darà la forza per reagire e ti darà la possibilità per essere come Lui ti vuole, come Lui ci vuole. Infatti il vincitore indosserà le vesti bianche. Il vincitore indosserà le vesti bianche e il suo nome non sarà cancellato dal libro della vita. Apocalisse 3:5. Quindi noi abbiamo detto tante volte che noi quando nasciamo siamo scritti in un libro, quando accettiamo Gesù siamo scritti nel libro della vita. Nessuno è sconosciuto, nessuno nasce per caso. Quindi siamo in un libro della vita, in un libro. Poi quando accettiamo Gesù nel nostro cuore, siamo scritti nel libro della vita. Ma c'è il rischio che possiamo essere cancellati. Come? Quando noi siamo contro Gesù. Cioè, prima camminiamo e poi camminiamo secondo le nostre fantasie, le nostre ideologie, le nostre religiosità. Quindi, quando c'è questo rischio, quindi noi invece, vincendo su noi stessi, svegliandoci da questo torpore, noi possiamo indossare le vesti bianche e non saremo cancellati dal libro della vita. Infatti questo lo leggiamo pure in Esodo 32 e 33. Lo voglio leggere questo. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Quello cancellerò dal mio libro. Il peccato contro di lui qual è? Voltargli le spalle, ritornare indietro, non credendo nello Spirito Santo, non credendo nel sacrificio di Gesù Cristo. Quello è non credere.
Quindi soltanto vede colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Infatti poi anche in Matteo 10, 32, 33 leggiamo pure questo. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi dunque mi riconoscerà, anch'io lo riconoscerò. Quindi noi non dobbiamo avere vergogna. Noi dobbiamo parlare con schiettezza e con apertura di mente e con franchezza. Noi siamo di Cristo, quindi liberiamoci da ogni tiepidume e da ogni modo nostro di esitare, perché noi siamo esitanti a fare le cose. Liberiamoci, perché il Signore si potrebbe anche vergognare di questo mio modo di fare. Cerchiamo di liberarci da tutto questo male, togliamo questo velo dalla nostra vita, affinché Lui invece ci riconosca davanti al Padre nostro. Cioè che è una cosa, riconoscere significa veramente essere suoi, essere parte di Lui stesso. È lo stesso quando tu un figlio che non è riconosciuto in coscienza, ha avuto con altro, possibilmente non viene riconosciuto e non mettono la paternità, è un figlio riconosciuto. C'è differenza, no? Significa che poi noi siamo di Cristo. Cioè Gesù nel momento in cui ci riconosce noi siamo di Cristo, noi siamo veri figli di Dio, perché solo in Cristo Gesù noi siamo figli di Dio. E secondo lo Spirito Santo noi possiamo gridare al Padre, Abba, Padre. Amen? Questo sappiamo da molto tempo. E poi sto finendo, ci sono altre 2 cose e finisco. Non guardare alla tua poca forza, ma al fatto che non hai rinnegato il Signore Gesù. Molte volte noi ci sentiamo deboli e smarriti, impauriti. Cioè, non ce la faccio, ma non è che è una cosa umana che tu devi fare, è una cosa spirituale. Quindi è Gesù che viene incontro a te, è lo Spirito Santo che viene incontro a te, è il Padre che ti manda i 6 angeli per aiutarti. Quindi anche che sei debole, anche che siamo deboli, ma siamo forti in colui che tutto può. Amen. Quindi dobbiamo avere queste certezze dentro di noi, perché se noi iniziamo ad avere queste certezze dentro di noi, iniziamo a vivere bene, risoluti, da figli di Dio, da figli del Re. Non ci facciamo intimidire o deviare o scoraggiare da coloro che non vivono come noi, perché noi siamo in Cristo. Cioè noi abbiamo un Padre, loro non hanno il Padre, hanno un Padre terreno, ma non hanno il Padre, perché non obbediscono al Padre. E il Padre non può riconoscere chi non obbedisce a Lui. Cioè, il Padre Celeste non è fanciullo, cioè non fa le cose che lui mi piace, lo faccio, lo riconosco, che lui non mi piace e non lo riconosco, no. Ma chi ubbidisce alla sua parola lo riconosce come proprio figlio, come suo. Amen. Quindi non guardare alla tua forza, alla tua poca forza. Continua a tenere fermamente quello che hai, affinché il Signore ti darà la corona, perché se vinci sarai una colonna del Tempio di Dio della Nuova Gerusalemme. Cioè ti dona la corona della vittoria e diventi una colonna, cioè un elemento importante del Tempio della Gerusalemme celeste. Ma capite che cosa belle che il Signore dona? Cioè volete rinunciare a tutte queste cose? Allora cerchiamo veramente di rialzarci e fare sul serio. Fare sul serio significa mettere in pratica tutte queste cose seriamente. Qua infatti lo leggiamo in Apocalisse 3, 8, 11.
non guardare alla tua forza. E chi vince lo leggiamo invece in Apocalisse 3:12. Per finire, abbi zelo e ravvediti. Cioè c'è sempre il ravvedimento nel mezzo. Noi dobbiamo ravvederci, dobbiamo guardare dentro. Cioè, ma io finora sono stata zelante, o hai camminato così, sono stato costante, o hai camminato così, ah sì, ah come viene seconda, ah vabbè, poi si vede, poi facciamo, poi diciamo. Così noi siamo, invece no. Oggi il Signore ci dice abbi zelo, perché Gesù ha detto lo zelo per la tua casa mi divora. Quindi noi dobbiamo essere zelanti per la sua casa, per la sua opera, per l'opera che ci ha consegnato, ha messo nelle nostre mani. Noi dobbiamo essere zelanti. Quindi se non l'abbiamo fatto finora ci dobbiamo ravvedere. Quindi non abbi zelo e ravvediti, non sentirti ricco. Che molte volte, vabbè, hai fatto tante cose, non posso riposare. Oppure no, ma io ho una sapienza, no, ma io tanti libri, ho letto tanti libri, la Bibbia, 3-4 volte me l'hai leggiuto, ma non serve a niente. Non serve a niente, se la parola non diventa carne dentro di te, se non la vivi in prima persona, non serve a niente avere tutta questa cultura. È una cultura mentale, il cuore rimane freddo. E non c'è trasformazione dentro di te. La vera trasformazione te la dà e te la porta la parola in movimento, perché Gesù ha detto la mia parola è spirito e vita. Quindi quando tu hai la parola di Gesù dentro di te, la parola è in movimento dentro di te. Fa quello per cui è stata annunciata la parola. Ma se dentro di te ancora questo non avviene, la parola non ti crea questo movimento, non ti trasforma, vuol dire che tu hai degli intoppi nella tua vita. Vuol dire che dentro di te ci sono delle cose che hanno creato delle mura e non fanno penetrare lo Spirito Santo, il lavoro dello Spirito Santo, il movimento dello Spirito Santo. Quindi non sentirti arrivato e quindi mancante di nulla, che non ti manca niente, ma piegati a Gesù e fatti ungere gli occhi per vedere. Infatti c'è stata anche una predicazione di questo genere che l'ha fatta il pastore. E fatti ungere gli occhi per vedere le tue vergogne e farti purificare e ricoprire di una veste bianca. Quindi togli quest'abito di lutto, come ha detto poco fa il pastore. Liberati di questo abito di lutto. Fatti mettere questa veste bianca. Invoca lo Spirito Santo affinché ti unga e ti apra gli occhi per vedere le cose secondo come li vede Gesù e non come li vedi tu. Permetti allo Spirito Santo di fare questo nella tua vita. Fatti purificare. Liberati da tutto ciò che crea vergogna nella tua vita. Magari gli altri non sanno, ma che dentro di te possono crearti vergogna, possono crearti delle vallate tra te e il Signore. Il Signore cosa ha detto in Isaia? Il mio braccio non è che è corto da non poter soccorrere. Ma ci sono i vostri peccati che hanno creato tra voi e me una vallata. Così io non possa raggiungere. Ma non è che Dio non può raggiungere, è che il peccato, Dio non può vedere il peccato. Non può stare col peccato. Ok? Fatti ungere gli occhi per vedere le tue vergogne, vedi, per vedere, perché tu devi vedere, noi dobbiamo vedere. E farti purificare e ricoprire di una veste bianca. Apocalisse 3, 17, 20. Apocalisse 3, 17, 20. Chi vince siederà con Gesù sul suo trono. Apocalisse 3, 21. Chi vince siederà con Gesù sul suo trono. Matteo stesso dice a Giovanni: come io ho vinto e siedo alla destra del Padre, anche voi siederete con me alla mia destra.
Cioè, ma capite che grandi promesse e che grandi cose il Signore vuole realizzare con noi. E noi ci ammazziamo per avere un posto qua sulla terra. Padre della vita, nel nome di Gesù, noi vogliamo chiederti perdono con tutto il cuore. Siamo stati mancanti, Padre, finora. Ci siamo affievoliti cammin facendo. Ci siamo intiepiditi. Ci siamo raffreddati. Ma ora, Signore, vogliamo accogliere questa parola nei nostri cuori, vogliamo farla nostra. E vogliamo ritornare al primo amore. Chiediamo allo Spirito Santo di riempirci. Di infervorarci. Non vogliamo più sentirci poveri. Non vogliamo più essere addormentati. Non vogliamo più essere intimiditi. Non vogliamo rinnegarti, Gesù. Non vogliamo sentirci con poca forza, e anche se che abbiamo poca forza, in te avremo una forza eccezionale. Vogliamo parlare con schiettezza, vogliamo avere zelo, ma non vogliamo sentirci arrivati, perché finché siamo sulla terra, Padre, noi saremo sempre mancanti di qualche cosa, perché siamo piccoli, siamo fragili. Ma se lasciamo fare a te, noi, Signore, andremo lontani e faremo cose grandi che solo la tua mano potente può fare. In te non lo possiamo fare, perché noi abbiamo veramente a cuore la salvezza di tutti coloro che sono attorno a noi. Abbiamo veramente a cuore il risorgere dei tuoi figli sparsi in tutto il mondo. Abbiamo a cuore, Signore, le sorti di questi popoli che sono danneggiati dalle guerre. Abbiamo a cuore, Signore, la salvezza dei perduti. Abbi pietà, vieni, Signore, vieni a farci risorgere per far risorgere nel nome di Gesù. I problemi personali, la mentalità dei nostri paesi, gli ostacoli religiosi finora ci hanno impedito e noi stessi ci siamo fatti impedire, ma ora basta. Ora diciamo no alla religiosità, no alla pigrizia, no all'intimidazione religiosa. Noi diciamo sì alla vita, noi diciamo sì alla vittoria, noi diciamo sì all'avanzamento di Gesù, noi diciamo sì al trionfo di Gesù, noi diciamo sì, venga il tuo regno, Signore, Maranatha. Vieni, Signore Gesù, in ogni cuore che ti presenteremo. Vieni, Gesù, in tutti coloro che tu ci permetterai di parlare, di evangelizzare. Ma regna tu, Signore, perché tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria nei secoli. Grazie, Gesù, a te la gloria e l'onore. Amen. Amen, amen. Amen. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò.
è il mio popolo sul quale invocato il mio nome, si umilia e prega e cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. E i miei occhi e il mio cuore saranno sempre attenti al grido innalzato da questo luogo santo, e tu camminerai davanti alla presenza mia, io ascolterò. E i miei occhi e il mio cuore saranno sempre attenti al grido innalzato da questo luogo santo, e tu camminerai davanti alla presenza mia, io ascolterò. Oh, io ascolterò dal cielo e perdonerò il tuo peccato e guarirò il tuo paese. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io ascolterò dal cielo e perdonerò